Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Oggi parliamo di un argomento che rispunta, no? È ciclico, tematico, parliamo del crocifisso, se è giusto che venga tolto dalle scuole italiane, dalle nostre classi, insomma, da quella che è la nostra tradizione, quando appunto andiamo a scuola, insomma, la troviamo sempre. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista, benvenuto. Buongiorno, ben trovata. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Alex Bazzaro, deputato della Lega, benvenuto. Buongiorno e grazie per l'invito. Vedete la sedia vuota perché siamo in attesa di Elisa Corteggiani Carpinelli dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti di Padova. Le vie del Signore sono infinite, quelle per arrivare in trasmissione sono complicate. Ma quella è quella del demonio. È il demonio, vabbè subito Ruggero. Sentite, prima di cominciare, guardo un attimo Bazzaro perché lei siede sugli scranni alti di quello che è il sistema che ci fa funzionare all'interno del Parlamento. Ieri c'è stata la giornata mondiale sulla sicurezza, è stata la 69esima e alcuni giornali hanno anche intitolato Lavoricidio perché da gennaio, pensate, ad oggi sono morte 685 persone, si parla di una strage silenziosa e addirittura negli ultimi 10 anni, quindi da 2009 ad oggi sono morte 17.000 persone sul posto di lavoro, cioè un paese. Mazzaro, nel 2018 600.000 infortuni, 1.133 persone sono morte. Chiaro, è una giornata che è stata una giornata per riflettere, che si è svolta in Sicilia e se ne parla tanto, tutti si riempiono la bocca di sicurezza sul lavoro, però ai conti fatti i numeri parlano di un paese, di più di un paese, di un quartiere, ripetiamo un quartiere di una buona città, cioè 17.000 persone sono tantissime in 10 anni. Senza falsa retorica che poi rispetto ai drammi di chi magari perde un familiare sul lavoro è veramente sciocca da farsi. Io credo che serve un'assunzione di responsabilità da parte di tutto, perché purtroppo se si vanno poi a leggere le drammatiche vicende di queste morti sul lavoro, si va a leggere davvero come muoiono questi operai e queste operaie, si scopre che muoiono troppo spesso per una totale assenza di sicurezza e siccome, senza volontà di polemica ma come riflessione tra chi fa politica e chi ha l'onere e l'onore di sedere nel campo legislativo e la controparte dei lavoratori che sono ovviamente i sindacati in questo paese, a volte mi chiedo come mai in certe realtà anche in certe realtà aziendali molto importanti vi siano delle carenze strutturali in seno alla sicurezza del luogo di lavoro così palesi e non vi sia da parte della controparte sindacale la doverosa protesta, nel senso che quando scopriamo che magari operai che lavorano senza le norme sulla sicurezza, senza i caschi, senza le imbragature, finiscono per poi perdere la vita, qualcosa di impensabile mentre si lavora, la domanda vera è dove sono i sindacati che magari troviamo spesso in strada a protestare per i migranti, per le droghe leggere, per la qualsivoglia cosa rispetto a quello che dovrebbe essere la loro funzione principale, cioè tutelare il lavoratore. È ovvio che oltre a fare falsa retorica chi fa politica debba impegnarsi, però con tutto il rispetto chi fa legislazione può fare le leggi ma non è poi presente fattivamente nelle fabbriche, chi c'è sono le persone che ci lavorano e ovviamente chi dovrebbe tutelare ed è il loro rappresentante, quindi io credo che al tavoli delle contrattazioni sindacali, oltre per i doverosi aumenti di stipendio, per la trattazione su quella che è la materia generale del lavoro, serve un'assunzione di responsabilità, poi purtroppo vedendo i dati molto spesso si ha un paese diviso in due, cioè con un nord più industrializzato dove c'è una maggiore presenza di regole, di sicurezza, di normative e spesso dei lavori fatti in nero o comunque sia non secondo la normativa vigente in cui questi lavoratori vengono totalmente abbandonati a se stessi e poi rischiano la vita. Quindi insomma, avete capito questa Posso lei che dire una battuta certo, solo su una materia di certo, cui diciamo, sicuramente tu conosci meglio. Però voglio dire, serve per essere un pochino politicamente scorretto, però queste normative sulla sicurezza alle volte sono inapplicabili, lo vogliamo dire anche, no? Nel senso che aggiungere anch'io, perché appunto, conosco molti imprenditori che fanno fatica ad adeguare, ad arrivare perché ogni 2 secondi te lo cambiano. Penso anche ai poveri esercenti che adesso devono riadattare il registratore di cassa, lo hanno cambiato 5 mesi fa, cioè adattarsi alle direttive e alle norme è molto complicato. No, ma alcune sono proprio cervellotiche, tu hai tirato fuori adesso una questione diversa.
sono cervellotiche, nel senso che per fare certo tipo di lavori, se ti metti quella imbraccatura lì, adesso dico una cosa, non lo fai più. Diventa complicato, pesante, chi lavora agli altiforni, chi lavora nelle fonderie, chi lavora in ambienti molto complicati. Alle volte però la distrazione è anche umana, vediamo. Quindi c'è un po' di tutto, bisogna un po' controllarsi. Allora mi dicono dalla regia che ci sia una telefonata, intanto vi ricordo 049 4906 054. Oggi ci approcciamo su un argomento che piace molto a Maurizio Ruggero, il crocefisso. Eccoci qua, pronto? Buongiorno. Pronto? Signora? Signora, lei? È un po' indecisa. Signora, ci sta ascoltando? Signora? Vabbè, la riprendiamo un po' più avanti. Allora, la questione del crocefisso è ritornata fuori perché il nostro caro ministro dell'istruzione, Fioramonti, del Movimento 5 Stelle, ha detto, bah, insomma, tutto sommato lo possiamo anche togliere, io sono per una scuola molto laica, modello francese, e quindi ritengo che sia un oggetto che possa essere tolto, perché in fondo è un oggetto d'arredo, così lo dicono anche le carte, no? Lo racconta anche le carte. E Ruggero, e da lì si è aperto ovviamente il vespaio di polemiche, tant'è che perfino lo stesso Di Maio a un certo punto ha detto attenzione, dobbiamo occuparci di cose più importanti, la questione del crocefisso verrà in secondo piano. Di questioni più importanti forse sarà la quota 100. Ma io che se ne occupi allora. Perché dice il crocefisso in fondo non sta bene all'interno di una scuola che adesso è una scuola laica e del resto fa parte, se dobbiamo vedere gli incartamenti, di che cosa? Di un oggetto d'arredamento. Ecco, io dubito che sia una questione più importante del Padre Eterno, no? Francamente mi pare a dir poco riduttivo sostenere una cosa di questo tipo. Dunque Fioramonti ci ha abituato anzitutto alle merendine, alle tasse sulle merendine, sulle bibite, eccetera, perché ci vogliono anche questa gente qua irreggimentare la vita, no? Cioè ti devono dire cosa devi mangiare, cosa devi bere, perché altrimenti ti fa male. Ma quella è una cosa sana sulle bibite. No, è una cosa pessima, perché allora, o è tu una dici, questione educazione alimentare. No, educazione niente, perché o tu mi dici questa roba è un veleno e la proibisci, no? Oppure non puoi dire è lecito prenderla, però ti regolo io e ti tasso io se e quando la devi utilizzare. È una cosa assurda questa, no? E poi rientra nella concezione totalitaria di una certa sinistra che deve irreggimentarti la vita, no? E questo francamente dà enormemente fastidio. Ma questo è il Movimento 5 Stelle, non è la sinistra? Beh, Berlusconi, devo dire, posso dire una roba, una volta tanto mi trovo d'accordo con lui quando parlava delle 4 sinistre, Berlusconi, no? La quarta sono appunto i 5 Stelle, devo dire sembra un po' la banda dei 4 di Mao, no? C'era la vedova di Mao, Deng Xiaoping e gli altri, la banda dei 4, no? Comunque al di là di questo, venendo al merito della questione, c'è una famosa vignetta, mi ricordo, tempo fa, in cui si vedeva un prelato e c'era uno, appunto, non so se era dell'UAR, un anticlericale solito che odia la Chiesa, gli presenta e dice ci dovete l'ICI, gli metteva davanti, no? E questo prelato in questa vignetta diceva ci dovete l'Italia. Eh sì, perché si è dimenticato che col Risorgimento 50.000 e passa opere religiose furono liquidate dall'oggi al domani, all'indomani dell'Unità d'Italia, 1861, e che il problema del sostentamento del clero e poi in genere della cosiddetta laicizzazione nasce allora. La scuola pubblica voluta da Casati, quella famosa legge relativa appunto all'educazione pubblica, che cosa voleva alla fine? Voleva appunto creare i perfetti cittadini. Per quale motivo tu hai istituito la pubblica istruzione? Perché vuoi far sapere alle persone certe nozioni? No, per fabbricarti dei buoni cittadini dello Stato liberale, no? Quindi senza Dio, senza principi, eccetera, come sono quelli che vediamo noi oggi. Ma Ruggero no, sai, perché a un certo punto dopo l'Unità d'Italia si è deciso di dare un'istruzione, una cultura a tutti i cittadini. Perché prima ma si votava prima ancora in base al censo e poi tutti mettevano una crocetta, manco sapevano cosa. Io devo prendere la telefonata, sai che devo fare la parte degli aula adesso, perché ma se ci non riesco benissimo. No, ma ci riesce benissimo. Ci riesco benissimo. Sì. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Sì. Buongiorno, sono Giusy, devo proprio intervenire anche oggi perché... la sento, signora, dica tutto. Aveva visto avanti Oriana Fallaci perché ha detto che saremo tutti sopraffatti dai musulmani e africani, visto che il vostro telegiornale oggi ha detto che nasce un bimbo italiano ogni 5 è quello il discorso, che aveva molto ragione, ha visto molto avanti Oriana Fallaci. Vi saluto. Grazie, allora, grazie. No, volevo dire che a chi osa di quello che stava dicendo lei, le do una notizia, cioè diciamo che le università furono fatte sorgere dalla Chiesa
la prima fu Bologna, 1100 qualcosa, no? E poi quella di Padova. Quindi evidentemente no, la cultura stava a cuore anche il passato, solo che quello che sta a cuore invece appunto agli uomini del Risorgimento, della scristianizzazione dell'Italia, era fare appunto i buoni cittadini atei. Questa è una cosa veramente drammatica. Insomma, e il crocifisso da togliere è l'ultimo passo. Ma non penso che lei ha fatto una scuola pubblica, se mi facile fare i suoi outing, lei ha fatto una scuola pubblica. Non mi pare che lei sia cristianizzato, non abbia visto il crocifisso e sia cresciuto privo di ideali. No, perché sennò Maurizio già dice dopo che, perché sennò dice libertà, egalità e fraternità. Perché non li vedete a scuola queste robe qua? Dai. Sono meno esperto del dottor Ruggero sulla parte storica, io mi baso sulla necessaria sviluppo dell'attualità di quello che ho visto in questi giorni, a parte che Fioramonti, che parte citando come esempio di integrazione scolastica, culturale e sociale la Francia, dove le seconde e terze generazioni stanno tornando indietro, cioè la terza generazione hanno avuto una prima generazione che è arrivata, una seconda che si è deislamizzata in parte con un movimento sessantottino di rivolta anche delle donne, e la terza che torna indietro a un Islam più radicale. La Francia è un vespaio a livello sociale, a livello di integrazione tra le sue etnie. Quindi in Francia la negazione del crocifisso nelle aule per legge, perché lì è uno dei paesi, è una legge che lo vieta, è una necessità per non fomentare rivolte costanti. La Francia è quella delle banlieue rivolta, delle sinagoghe date alle fiamme, cioè la Francia come esempio di integrazione culturale e sociale da portare in Italia io la escluderei. Poi onestamente guardi... Sta più a cara la Polonia? Perché per la in Polonia è legge avere il crocifisso esposto. Anche in Austria quasi similmente all'Italia. Purché ci sia all'interno la metà degli alunni a religione Però capisce, cattolica. io voglio fare 2 domande al Ministro e gliele faremo anche in aula. Lei non lo può fare. Gliele faremo solo domande che vogliono fare molti italiani che incontriamo nelle piazze, nei gazebo. Questo ministro è entrato in carica da 1 mesetto e mezzo e non ci ha fatto fortunatamente rimpiangere Toninelli, perché noi avevamo il terrore che post Toninelli non ci fosse più un burlone del genere al governo, e invece ne abbiamo trovato immediatamente un altro, perché partendo dalle merendine alla scuola pubblica vuole riscrivere i libri di storia, non gli piace più la storia. Ma lui non gli ha mandata giù la girella, dettiamocela così. No, gli ha dato fastidio. Il punto è che questo signore ha votato fino al giorno prima con noi al governo cose totalmente diverse, una linea di pensiero diversa, quindi io capisco che solo gli idioti non cambiano mai idea, ma mi turbano quelli che la cambiano troppo spesso, perché se fino a un mese fa votavi in un governo con la Lega, le cui idee sociali, culturali, ideologiche di fede sono abbastanza chiare, lo esponiamo senza remore, senza vergogna, mi chiedo cosa abbia fatto in Parlamento questo signore fino a quando era ministro. Dopodiché me lo dice dopo la pubblicità. Perfetto. Dopodiché noi siamo qua 049 49 06 054. Voi cosa pensate? Questo crocifisso, che ogni tanto torna fuori la questione, la polemica, adesso l'ha tirata fuori il ministro, non noi, va tolto, lo dobbiamo lasciare, fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Non c'è una scritta veramente all'interno della Costituzione, delle leggi italiane, però visto le varie sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo e... Vabbè, ma è quello di un Valdese. No, vabbè, io le sto dicendo, però alla fine hanno detto è giusto che l'Italia si arrangia a modo suo. E torniamo dopo la pubblicità. Intanto fa danni. Qui siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Sapete perché sorrido? Perché io rispetto le opinioni di tutti, ma non la maleducazione. Allora, se ti invitano a una trasmissione e mi confermi che arrivi e ricevi informazione, come è successo all'Unione degli Atei degli Agnostici Razionalisti di Padova, almeno informa che non vieni più, per educazione. Perché è vero, come dice Ruggero, si può credere in tante cose, però l'educazione è basilare. Io so che abbiamo una telefonata da casa, la prendiamo. Pronto, buongiorno. Dottoressa, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Chi parla? Buongiorno. Io sono Paolo, quella della provincia di Padova. Allora, io sono del parere che con tutti i problemi che ci sono nella scuola, no? Scuole fatiscenti, maestri precari, maestre precarie, no? Questo ministro si permette di torsi il problema di togliere il crocifisso. Io sono del parere che in un paese cattolico, a maggioranza cattolica, il crocifisso ci deve restare. Io ho 58 anni. Quando io andavo a scuola c'era il crocifisso, ci facevano alzare in piedi i maestri, ci facevano fare il segno della croce inizio giornata
e poi ci salvavamo, facevamo l'appello. Allora io dico, non dobbiamo tornare indietro, alzarsi, fare il segno della croce all'inizio delle elezioni, però almeno il segno della nostra cristianità deve rimanere nelle scuole. Il ministro dell'istruzione si faccia a carico dei veri problemi della scuola, no? Di togliere il crocifisso, se sa fare il ministro dell'istruzione, altrimenti si dimetta e ne mettono un altro che sa essere ministro. Ringrazio per la vostra disponibilità. Grazie signor Paolo, grazie del suo punto di vista. 049 49 06054, se volete intervenire. Allora, questo crocefisso, lo vedete, ce lo mandano i colleghi della regia, lo dobbiamo togliere, perché quando entriamo in un posto, anche in qualche posto pubblico ancora rimane, oppure vediamo l'impronta, la sagoma perché l'hanno tolto, però insomma fa parte effettivamente della nostra tradizione. Stava dicendo, siamo rimasti così, chi stava cucinando col mestolo a mezz'aria. Eravamo rimasti a metà. Io secondo me non ci rendiamo conto dell'escalation di episodi contro la nostra cultura, contro la nostra fede, contro la nostra religiosità che stanno avvenendo in questo paese. A Natale scorso, io sono di Venezia, nella mia città ho fatto una settimana di polemiche, non con gli atei, gli agnostici, i musulmani, con una dirigente scolastica di un comprensorio di scuole medie inferiori, che a sua discrezione voleva togliere il presepe dal periodo natalizio, pre-fine vacanze natalizie dei ragazzi. Una settimana di polemica e alla fine sembrava ci fosse stata una richiesta da parte dei genitori di altre fedi, non c'era stata nessuna richiesta. Quindi una decisione simile a quella dei canti di Natale da togliere che è successo 2 anni fa in Trentino. Settimana scorsa, per la prima volta in Italia, la comunità bengalese musulmana, sempre a Mestre, siamo un po' Siete l'ombelico del mondo. Siamo l'ombelico del mondo, purtroppo in senso negativo in questo caso, fa firmare una petizione da un 150 genitori, la comunità bengalese a Mestre è molto presente, ma per la prima volta firma un documento ufficiale in cui chiedono la carne halal, la carne con la macellazione islamica rituale, nelle scuole, che venga data ai bambini quel tipo di carne. In tutto questo non solo noi non riusciamo a far capire che chi viene qui è un ospite e quindi deve adeguarsi nel rispetto, nelle regole e nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura, ma di più, non difendiamo i simboli della nostra cultura e della nostra tradizione, simboli che non offendono nessuno, che sono una rappresentazione di pace, di unione nel mondo, addirittura da figure religiose come quella di Cristo riconosciute anche nella religione islamica, ma abbiamo il nemico che marcia alla nostra testa e vorrebbe svenderci culturalmente ad altre fedi. Io mi chiedo, hanno fatto però una richiesta. Hanno fatto, sì, ma mi scusi, abbiamo secondo lei mangiare la carne, a parte io sono il primo firmatario alla Camera di un provvedimento di legge che spero vada presto in esecuzione, che come succede in altri paesi vieta la macellazione islamica rituale, che è una barbarie senza fine e che ogni anno crea casi di mala sanità, mala gestione in varie parti d'Italia quando c'è la festa del sacrificio ad agosto. Io mi chiedo, abbiamo davvero bisogno di far retrocedere i simboli della nostra cultura quando non riusciamo nemmeno a spiegare a chi arriva da fuori che una parte integrante della nostra nazione è cristianità, è la fede, la Chiesa Cattolica, cioè fanno parte del nostro DNA. Però, visto che io prendo la telefonata, però provoco, perché è il mio lavoro, c'è dall'altra parte qualcuno che invitando a pranzo qualcun altro ha detto vi faccio i tortellini senza... questo è il livello questo però altri prelati della Chiesa. Le dico, siamo cosa ho detto? Abbiamo il nemico che il nostro problema non sono gli islamici che chiedono, no, posso dica che è Papa Bergoglio, perché sennò mi si attacca una musica. Sono tutti quegli italiani che per compiacere le culture altrui, quando siamo qui da noi, perché poi col cavolo che c'è la corrispondenza quando siamo dall'altra parte del mondo, sono quegli italiani che decidono arbitrariamente, senza nemmeno molto spesso la richiesta, di cedere culturalmente e socialmente a chi viene da fuori per omologarsi a un concetto di, chiamiamo, di consumo internazionale, di globalismo, di mondialismo, che onestamente secondo noi è un problema non per noi, ma per le generazioni che verranno. Scopriremo che un crocifisso in aula non offende nessuno, ma ricorda a tutti la storia del nostro paese, che è quella. Adesso io prendo la telefonata e poi andiamo avanti. Pronto, buongiorno. Sì, pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Antonio da Padova. Buongiorno Antonio. Antonio da Padova. Io vorrei chiedere se si può cambiare un po' argomento, perché comunque io sono d'accordo su una cosa, che discutere con la sinistra è tutto tempo perso. Proprio me lo sento, se tu ti metti a parlare con di sinistra è tempo perso, perché loro hanno la loro idea,
sono i loro ideali e questo qui allora non li cambiano mai, e comunque è una questione politica, quella dei crocifissi, i presepi, è solo una questione politica. Ma invece io volevo entrare nel discorso del Medio Oriente. Io sento sempre i vari telegiornali che dicono che l'America ha abbandonato i curdi, ma a me che mi risulta l'America non ha abbandonato i curdi, l'America ha abbandonato l'ipotesi di abbattere il governo di Assad, perché l'America era in Siria solo e esclusivamente per eliminare Assad. Lo si dimostra il fatto che dal 2010 al 2015 loro bombardavano mentre l'ISIS avanzava. Cioè, io quello che mi domando e dico ai vari TG che dicono che l'America comunque ha compiuto un passo contro il terrorismo, ma non è vero niente. Il vero terrorismo l'ha fatto via la Russia, non l'America. L'America era lì apposta solo per combattere Assad. Visto che non è riuscita a combatterlo, si è tolta dalla Siria. Per me questa qua è l'unica risposta che do ai vari giornalisti che dicono che l'America ha abbandonato la Siria e i turchi e i curdi. No, non è vero niente. No, cioè non è mai fregato nulla, perché gli interessava solo eliminare il governo di Assad. Non poteva fare niente. Allora Antonio, io la ringrazio per il suo punto di vista. 049 4906 054. Poi è bella la trasmissione perché le persone fanno un po' di sintesi, si interrogano, si chiedono sul perché e sull'attualità, ed è bello perché ti fa capire che la scuola italiana forma anche persone che sanno analizzare e vivere il presente. Abbiamo visto anche nelle sfilate, per esempio, relative alla Greta e al mondo ambientalista. Gli facevano le domandine a questi poveracci. Cioè, sono cose, voglio dire, che chi insegna scienze a scuole dovrebbe inorridire, ma lasciamo andare. Posso dire una parola? Certo, allora avevamo la insospesosa signora Giusy che ha detto Oriana Fallaci aveva previsto tutti, saremmo invasi e quindi in questa invasione noi dovremmo piegarci al volere altrui e quindi eliminare i nostri simboli, le nostre radici, però ribadendo che la scuola è laica, dovrebbe essere laica. Mi sta fulminando. Vabbè, dunque, allora, Oriana Fallaci non ha previsto tutto perché non ha previsto una cosa di enorme importanza come la crisi nella Chiesa, e quindi con il suicidio che in ambito cattolico è successo dopo il Concilio Vaticano II, per la quale appunto abbiamo molti prelati che fanno concorrenza all'Islam, fanno concorrenza all'UAR o al mondo anticlericale, no? Nella distruzione dei nostri simboli. Questa è una cosa tragica. Zuppi, che è una catastrofe a Bologna, adesso neocardinale fatto da Bergoglio, infatti c'era un bel titolo di uno dei siti di area tradizionalista che diceva Zuppi di modernismo, no? Faceva la battuta su di lui. Con la storia dei tortellini è l'ultimo caso in questa materia. Però quello che io vorrei sottolineare, che forse sfugge alle persone comuni, è l'elemento costante di cristianofobia che c'è, perché alla fine questo è l'elemento fondamentale. Cristianofobia, cioè l'odio contro il cristianesimo, che è cominciato con la rivoluzione francese, con la distruzione di un numero immane di chiese, di conventi, dispersione di oggetti sacri e di documenti preziosissimi, è continuato poi con le armate bonapartiste in Italia, sempre nell'ordine della cristianofobia, di questo odio contro il cristianesimo, e proseguito col Risorgimento, dove si vendevano addirittura come carta da macero i documenti, no, che si trovavano nei conventi, c'erano delle carte di ambito medievale preziosissime, buttate, ci metteva il pesce dentro, no, il risorgimentale, no, cioè, l'incartava dentro il pesce. E proseguito ancora appunto fino ai giorni nostri. Questi anticlericali che a tutt'oggi odiano il crocifisso si iscrivono in questo solco, in questa linea di tendenza della cristianofobia che rimonta a questi principi alla rivoluzione francese. E le varie corti europee di giustizia o meno sono esattamente in quel solco. Quello che di nuovo c'è è la crisi nella Chiesa, e cioè il fatto che coloro che in questo momento, l'altro giorno, hanno intronizzato in San Pietro la dea amazzonica Chapamama, no? Sono gli stessi che poi vogliono appunto tutte le religioni e che magari addirittura vorrebbero nascondere il crocifisso. Siamo a un punto di una gravità assoluta, lo dico Grenianin perché... perché si parla tanto di interculturalità, di religione, Beh, l'interculturalità è l'altra parola con cui si vuole dire relativismo religioso. C'è una sola vera fede
E quindi evidentemente uno ci crede oppure non ci crede. La cosa tragica, lo dico perché se succede qualche caso... Ma no, lei dice che c'è una sola fede, non ne può dire che c'è una sola fede, ognuno a seconda di quello che è il suo credo, dove è anche nato, sì, no, se lei fosse nato in Amazzonia crederebbe probabilmente... A parte che in Amazzonia sono convertiti pure, al di là di questo, e adesso li stanno riprendendo l'aspetto indigenista, no? Cioè io capisco che lei sia messa di nero oggi a lutto, però diciamo per la perdita della fede cattolica... Ma lei non può dire che la religione cattolica è l'unica vera e se uno è cattolico deve dire così. Ma lo dice perché è nato qui, perché se fosse nato in Irlanda o fosse nato in Africa, in un paese qualunque, sarebbe diventato magari Gesù animista. Cristo nel Vangelo, Maurizio Ruggero animista. Nel Vangelo Gesù Cristo dice io sono la via, la verità, la vita. Non dice fate venire la pluralità di religioni, che stiamo tutti assieme. Questa è la dichiarazione di Bergoglio ad Abu Dhabi. È una sapiente volontà di Dio che ci sia una pluralità di religioni. Ma quando mai? Cioè il Padre Eterno già nell'Antico Testamento castigava gli idolatri, li faceva sprofondare sottoterra, voglio dire, no? Quindi se uno è cattolico deve essere convinto che il cattolicesimo è la sola vera religione. Ci ho detto, siccome, mi faccio dire bene questa roba importante, che se succede qualche evento, non voglio fare la prefica o tantomeno la Cassandra di turno, però è bene dirlo. Quello che è successo in Vaticano in questi giorni è di una gravità assoluta. Io non so se il Padre Eterno la farà passare. Perché io devo far passare la pubblicità, un dato di idolatria come questo, che collide con la divinità di Gesù Cristo, fare intronizzare una dea pagana in San Pietro contro la divinità di Gesù Cristo è terribile. Guardi che tutto quanto comunque la religione cattolica è nata sulle ceneri di alcune religioni pagane, alcuni credo, alcuni... A me risulta che è nata... d'inverno voglio dire, poi si assiste alla nascita di Gesù Cristo. Questo è il Vangelo secondo la Gregnani. Idiosincrasia, si studia, idiosincrasia, sovrapposizione di un rituale su un altro per dar luce. Vabbè. Prendiamo la telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche agli ospiti. Io sono per la categoricamente no, togliere il crocifisso no. Io ho 70 anni, a casa mia c'era il crocifisso, a scuola avevamo il Presidente della Repubblica e anche il crocifisso. 2000 anni di storia, il simbolo della nostra istituzione. Come si fa a togliere il crocifisso? Per conto mio, non dobbiamo accedere a tutte le richieste che fanno sti stranieri. Fra poco noi andremo in Africa e loro verranno qua. Santo Dio, noi siamo cristiani. Io mi sono adattata, io sono andata in Turchia, mi sono tolta le scarpe, le ho lasciate fuori in mezzo a tutti, alle altre scarpe, e sono andata dentro scalza. Sono andata in Grecia, avevo i pantaloncini corti, una signora mi ha dato una specie di gonna e l'ho messa su. Mi sono adattata, loro non dovevano venire qua, il presepio no, l'albero di Natale no, ma dove stiamo arrivando? Allora signora, il problema non è loro, perché se lo dice il ministro siamo noi, perché li abbiamo eletti noi, virtualmente. Allora signora, io intanto la ringrazio per il suo no categorico, no, il crocifisso deve restare, come dicono. Ha capito Granini questo concetto? Ha intronizzato questo, diciamo. Guardi, 049 49 06 054, noi andiamo in pubblicità, siamo qui, aspettiamo le vostre opinioni, illuminateci come gli illuminati, guardi che di Baviera, però gli illuminati di Baviera. Adesso andiamo in pubblicità, ci vediamo dopo. No? 5. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, abbiamo fatto un excursus sul nome di Gesù nelle varie religioni. Abbiamo dato un bacio ai figli delle illuminato, la sua sapienza. E come no, una cosa meravigliosa. Sì, la papessa Gregnani. Esattamente, però poi dopo esce anche il matto e l'impiccato, dobbiamo stare attenti, se parliamo addirittura di tarocchi arriviamo. Quello è più familiare a lei, secondo me. Pronto, buongiorno. Esce meglio, secondo me. Buongiorno. Chi parla? Sono Franco da Udine. Buongiorno Franco. Il crocifisso deve rimanere lì e quelli che pretendono, che vogliono, che insistono, li mandiamo a casa. Bravo. Ma sarà qualche Mussolini che li manda a casa? No vabbè dai, Franco, non mi stia a citare Mussolini oggi, dai. Come ha fatto Gheddafi, che ha mandato a casa tutti gli italiani nel 1980 circa, con una mano avanti e una di dietro, senza niente? Ma è possibile che li dobbiamo tenere qui, praticamente, dai. E poi un'altra cosa al leghista.
al leghista 49 milioni che la Lega deve pagare. Sì, li paghiamo, ma sono storni che lo Stato italiano ha dato a noi che abbiamo votato Lega. Ma è gli 80 e quindi si poteva anche buttarli nel bagno questi 40 e nessuno avrebbe detto niente, solo noi leghisti potevamo discutere, non le preture di qua, le prefetture, quell'altro. E poi un'altra cosa, gli 81 milioni che lo Stato italiano ha dato alla unità, per salvare l'unità, non ne parliamo, perché Salvini non porta fuori questo discorso? Ecco. Grazie. No, senta Franco, è ancora in Friuli Venezia Giulia lei, perché c'è chi nelle carte ufficiali sta abolendo, tipo Trentino Alto Adige, sì, è ancora in Friuli Venezia Giulia lei? Ma sì, per capirmi, perché qua da oggi a domani con le carte ti fa la sparire. domanda che deve fare Gagnanini è se sta nel Friuli imperiale o in quello veneziano, e quello deve fare lei nelle Venezie orientali. Vabbè. Signor Franco, da Udine la ringraziamo. Di certo lui è ancora in Friuli Venezia Giulia, perché c'è anche chi nella notte pare si trova in un altro territorio. Ma è sempre stato il Vestirol quello, è sempre stato. Vabbè. Allora, senta Bazzaro, come vede le telefonate sono tutte di persone che pensano che la nostra cultura, la nostra tradizione debba restare, se non altro anche perché rappresenta la radice proprio, perché se tu apri un libro di storia italiana, ma di storia ovviamente anche europea, se tu apri un libro di storia dell'arte, cosa fai? Elimini tutto perché non devi far studiare i dipinti, gli affreschi? Come funziona? Glielo chiedo. Lo invito a chi ci ascolta, perché mi sembra che Vox Populi, Vox Dei, in questo caso l'unanimità praticamente, ma anche se facciamo un sondaggio, se andassimo qui fuori a Padova, in centro, scopriremo che da destra anche a sinistra non c'è questo sentore, il bisogno di cambiamento. Io mi chiedo, allora qual è il problema? Sento che i nostri concittadini ci dicono mandateli via, cacciateli. Il problema molto spesso non è confrontarmi, lo dicevo prima e lo ribadisco, confrontarmi con una comunità islamica di qualunque religione, di qualunque zona del mondo. È facile confrontarsi con uno del Movimento 5 Stelle. No, il problema è la sottomissione, la parola sottomissione culturale fatta da italiani, magari nei più alti gradi di governo, perché Fioramonti non è un bengalese musulmano, non fa parte di un'etnia musulmana in Italia che mi dice voglio la carne halal, voglio togliere il crocifisso. Fioramonti è un cittadino italiano che ha assunto un carico pubblico da parlamentare prima e da ministro oggi, e lui, senza che nessuno gli chiedesse assolutamente niente, senza nessun tipo di protesta, non c'erano 4 milioni di musulmani in strada che chiedevano a Fioramonti togli i crocifissi, non gliene fregava niente a nessuno, fino a quando lui di sua sponta, come prima dichiarazione, forse perché non sapeva cos'altro dire perché è impreparato al ruolo, ha deciso di attaccare un lato della scacchiera in modo da trovare qualche amico lungo la strada. Il problema è che ha deciso di attaccare una delle nostre fondamenti culturali, sociali e religiose di questo paese, ed è questo che mi preoccupa, perché io da italiano, prestato momentaneamente alla politica da cittadino, non ho problema a sedermi a un tavolo con i bengalesi di Mestre e spiegargli perché non voglio la carne halal nelle mie scuole. Il mio problema è andare a un tavolo e sentire quello che è mio malgrado attualmente il mio ministro della pubblica istruzione, spiegare che il suo problema principale nella scuola italiana non è riformare i programmi, modernizzare, cambiare, è quello di togliere il crocifisso, perché evidentemente lui ha un concetto di sottomissione, ha una cultura globalista, mondialista, generalista. Ma secondo lei strizzava l'occhio a chi in questo momento? Io a volte non vorrei mai confondere, dare troppi premi di intelligenza o di strategia a chi magari semplicemente non aveva idee, come secondo me il ministro. Quindi lei dice la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa. Siccome ogni tanto sparare a caso sulla nostra cultura, sulla nostra fede, porta un po' di consenso in qualche francia, evidentemente un ministro che fino a ieri davvero era un esimio sconosciuto, io in Parlamento avrò sentito il suo nome 2 o 3 volte se è tanto, ma nel nome qualche dota ce l'avrà perché è diventato ministro. Guardi, onestamente vedendo le scelte di secondo e terzo grado, mi scusi dottoressa, lei conosce bene i nomi dei ministri e dei sottosegretari, o meglio non li conosceva, li conosce adesso. Perché? Perché hanno scelto seconde e terze file dei partiti, perché è un governo che io spero duri pochissimo, ma a cui nessuno veramente se la faccia ufficialmente. Che arrivi fuori un ministro il cui primo problema non abbiamo messo una testa di legno, dice così, cioè che abbiamo messo avevano scelto una persona che evidentemente non era una di quelle più esposte all'interno del movimento, perché se era così bravo lo tiravano fuori prima. Io non ho mai sentito parlare in aula, però una domanda: c'è davvero bisogno in un contesto in cui secondo me la nostra società viene attaccata da più fronti,
quello di un'immigrazione che se non è inserita in un contesto di integrazione fallisce e diventa modello francese, il tanto famigerato modello francese di Fioramonti. Abbiamo un leader musulmano a 2 ore di aereo da noi che ci dice che ci invaderà con 4 milioni di profughi siriani se contestiamo le sue operazioni militari. In tutto questo, in questo contesto in cui la nostra società è dilaniata, disgregata, un simbolo come il crocifisso che fa del bene e non fa male a nessuno viene attaccato da un ministro italiano della pubblica istruzione. Il problema non sono gli stranieri in questo caso, è il ministro che è un incapace, un incompetente e ha evidentemente sproloquiato. Questo lo dice ovviamente sì, lei, Alex Balzaro, deputato della Lega. Pronto, buongiorno. Antonio Pieri di Soligo, buon pomeriggio. Buongiorno Antonio. Allora volevo dire una cosa semplice. In Italia ci sono immigrati di varie religioni, dal Medio Oriente, dall'Estremo Oriente, dall'Africa, anche dal Sud America. A chi mai sarebbe passato per la testa in Italia di togliere i crocifissi se non fossero arrivati i maometani? Vogliamo parlare di Oriana Fallaci? Credo che 2 o 3 telespettatori vostri abbiano capito, grazie. Grazie, allora vede che sta Oriana Fallaci ritorna... Sì, perché un po'... Perché è stata, anche quando ci fu l'attacco alle Torri Gemelle, certo, ci andò giù bella pesante e bella dura. Ma posso una battuta su Oriana Fallaci? La sua visita in Iran. Quando si parla di sottomissione culturale, non voglio fare un simbolo ai suoi meriti, io voglio parlare di concetto di sottomissione. Lei andò in Iran non riconoscendo il ruolo del velo da mettere di fronte all'Ayatollah. Quando l'Ayatollah disse guardi che lei siccome non rappresenta quel tipo di donna, di istituzione, figura femminile che noi vogliamo, può toglierselo, e lei con liberazione si tolse il velo e disse che non voleva abbandonare quel cencio. Cioè non c'era da parte sua quella sottomissione. Io mi chiedo se davvero non ci accorgiamo che quando tu fai una cosa per compiacere qualcun altro senza che nemmeno ti venga richiesta, modello canti di Natale di qualche anno fa, che cosa stai facendo se non cercando di assecondare qualcuno che forse dice non te l'ha neanche chiesto. Ma soprattutto dobbiamo rivendicare nel rispetto della tolleranza la possibilità di essere intolleranti con gli intolleranti. Chi ci è di fronte a noi ci mostra intolleranza non può essere accettato con un abbraccio e dire che accettiamo qualunque cosa per non arrivare a una discussione. Allora io devo andare in pubblicità, poi le do tutta la voce Maurizio Ruggero. L'Italia è un paese anche molto interessante perché essendo in democrazia ognuno può esprimere le proprie opinioni. Allora continuate a farlo, 049 4906 054, poi alla fine sto presepe con questa signora. Il presepe è rimasto lì. Perfetto. Avevamo minacciato barricate fronte alla scuola, ogni tanto qualche ruolo del parlamentare è utile a fare qualcosa di buono. Ecco, più che altro fare una legge su revisione perché sul presepe intanto compaiono statuette un po' particolari, lavori che non potevano esserci. Proposta di legge della Lega, concorso nazionale per i migliori presepi d'Italia in modo da dare una mano a queste nostre tradizioni. Sì, perché siete di tutto. Torniamo dopo la pubblicità. Malattie. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Stiamo ancora parlando di sta carne del tortellino, il presepe, tutti sì. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Augusta. Prego. È stata la provincia di Treviso. Io volevo solo dire che a prescindere che a casa mia ci sono tutti crocifissi e madonne, pertanto io la mia religione non la rinego. Poi quei signori, diciamo, extracomunitari, a parte che si stanno allargando sempre di più nel nostro paese e noi ci stiamo restringendo per dar posto a loro. Poi davanti alla chiesa, tutte le domeniche, ci troviamo su tre porte che ci sono loro, che è accattonaggio poi. Vengono i vigili e scappano via. Arrivano i vigili e scappano, si nascondono. Poi ritornano, aspettano che la macchina dei vigili vada via. Perché chiedono l'elemosina? Questo è chiedono l'elemosina. Questo è accattonaggio. Allora, perché non si mobilizza un pochino anche questa polizia, da far piazza pulita, e non noi
vediamo le signore che entrano in chiesa e fanno la carità e per forza non si spostano, per forza siamo... Lei dice che è colpa di chi entra in chiesa, che fa la carità e quindi si forma questa sorta di cane che si muove la coda e quindi che parola, perché ogni domenica io vedo una persona diversa. Ecco, questo non va bene, perché se non hanno lavoro ritornano a casa sua e questo deve far presente alle persone e guai ti tocca i crocifissi. Allora, però ne parli in chiesa magari fra voi fedeli che andate, tu non date soldi a nessuno. Magari trova il prete che preferisce attaccare Salvini piuttosto che parlare di crocifissi. In chiesa, che si tolgano anche loro le scarpe. Eccoci qua, allora signora Augusta, se non ho capito mai, io la ringrazio per il suo punto di vista, 049 49 06 054. Allora, quando si è andati con sentenze reali a contestare la questione del crocifisso in quanto arredo, in prima istanza la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva condannato l'Italia addirittura a un risarcimento di 5.000 euro nei confronti della finlandese, di quella famiglia che riteneva che il crocifisso non fosse esposto. A un certo punto la sentenza, dopo è stata ribaltata. Un po' di tempo, viene ribaltata e quindi dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Italia si arrangi, faccia a modo suo. E poi andando in giro per l'Europa scopri che ci sono varie formule, come dicevamo prima in Austria, ma anche in Germania la metà degli studenti, affinché venga fisso il crocifisso, deve essere di certi religione, land hanno un'autonomia regionale di religione cattolica. Alcuni stati l'hanno proprio imposto, dicevamo la Polonia. Noi che dovremmo essere tecnicamente Ruggero, lo Stato cattolico, se ne sta lì, galleggia come l'olio sopra l'acqua. La questione non è regolamentata in un certo senso. Allora, il punto è che a monte di tutto questo c'è un elemento ideologico, perché è evidente come il sole che a questi non gliene importa niente della cosiddetta laicità o laicismo, meglio, dello Stato. Loro hanno un rancore, un odio verso la Chiesa Cattolica e quindi per questo deve sparire. Il problema, tante volte, la persona comune e buona, come quelle che hanno telefonato, pensano che siano gli islamici o i terzomondiali a volere questo. Delle volte è capitato questo, ma molto spesso è la colonna interna, la quinta colonna che abbiamo noi, cioè di coloro che imbevuti delle ideologie della rivoluzione francese, quindi contrari al cattolicesimo, vogliono anche togliere questi elementi simbolici. E delle volte ci sono persino dei prelati che sono così, perché purtroppo abbiamo una crisi nella Chiesa alle spalle. Dopo, sul discorso appunto della cattolicità o meno dell'Italia, lì è tutto un discorso male impostato, perché fu un tempo in cui c'erano gli stati italiani che erano stati cattolici. Quante moschee c'erano nella Serenissima? Nessuna. Quanti templi luterani c'erano nella Serenissima? Nessuna. C'erano soltanto... C'era il ghetto. Ecco, i ghetti, ma perché i ghetti erano luoghi, quartieri separati dove all'interno c'era questo. Quindi vigeva ancora una volta il principio per cui, appunto, ritenendo che il cattolicesimo sia la sola vera religione e che lo Stato abbia dei doveri nei riguardi di Dio, non solo i singoli, ovviamente c'era il rispetto di questo principio. Con la rivoluzione francese, con ovviamente il risorgimento, con la Costituzione democratica meravigliosa del 1948, siamo a questo. È il momento in cui tu stabilisci sostanzialmente un principio di esclusione della religione, dopo ci sono tutta una serie di problemi che sono quelli che noi stiamo vivendo adesso. Però il sentire popolare, il sentire delle persone è tutt'altro. Lei dice che è tutt'altro. E io devo prendere una telefonata, però al prescindere che una persona sia credente o non sia credente, a me però personalmente, penso così, quando guardo la questione, dico, a me la questione che un crocifisso sia considerato un elemento d'arredo un po' potrebbe anche... È irritante. Potrebbe anche darmi fastidio, certo. Perché se... è un simbolo sacro. Un simbolo sacro, l'hanno considerato un elemento... Su questo secondo me bisognerebbe lavorare magari. Prendo la telefonata e lo dico... mettendomi come terza parte. Prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Adriana. Buongiorno Adriana. Volevo dire che non si dovrebbe neanche fare una trasmissione. Signora Adriana, non l'abbiamo sentita, può ripetere? È cosa nostra, se a qualcuno non va, che se ne vadino a casa, o se no vadino in un altro posto. Trovo una cosa che di tanto assurda, che non so. Allora, abbiamo capito che le sembra una cosa assurda. Allora, signora Adriana, l'abbiamo sentita? Abbiamo capito che per lei è una cosa assurda. Sì,
È una cosa assurda, perché il crocifisso è da quando sono nata che io lo vedo, e se a qualcuno che non è dei nostri non piace, se ne vada a casa. Ecco, allora le sta mandando a casa a Fioramonti. Una battuta. Signora Adriana, io la ringrazio del suo punto di vista. 049 49 06 054. Allora, voi che siete al governo? Eravamo Eravate al governo, siete in Parlamento. Allora, intanto c'è questa l'analisi, qual è anche delle telefonate, che tutti quanti pensano che sia l'altro, ma tutto sommato oggi mi tocca darle ragione. Beh, ho ragione purtroppo, lei che tante volte non mi segue. Se il fuoco è fuoco amico, perché c'è il ministro, ci sono gli altri prelati della Chiesa. Elemento d'arredo. Perché non avete nella laica Francia che il ministro Fioramonti ci porta, che forse non c'è mai stato, perché evidentemente o ha visto gli alberghi di Parigi, quelli in centro, e poi se n'è andato, gli chiederemo in aula. Nella laica Parigi, quando c'è stato incendio di Notre Dame, ha visto gente piangere nella laica Parigi. Ma io ho un esempio più truculento e più brutale. Quando ci sono state rappresentazioni di Maometto in salsa ironica o ritenuta dalla comunità, da Charlie Hebdo e anche in altre situazioni ritenuta dalla comunità islamica offensiva, una rappresentazione ha scatenato morte, violenza, soprusi, abusi. Da noi, patria della cristianità, della Chiesa Cattolica, ci troviamo di fronte a chi definisce il crocifisso, che davvero con una mancanza di rispetto per 2 delle 3 religioni abramitiche, se vogliamo prendere larga, un elemento d'arredo, quasi come se fosse il cancellino, la lavagna, il gessetto. Fu scritto. Per carità, che la sentenza, vi può stare anche bene che la sentenza finale dica, nel caso con la famiglia finlandese, ogni paese si autoregoli, almeno su questo non abbiamo l'imposizione esterna. Però ripeto, chi ci segue da casa pensa sempre siamo sotto attacco, il che posso anche essere d'accordo su determinate richieste da parte di alcune comunità, ma siccome l'immigrazione italiana è fresca rispetto ad altri paesi europei che hanno avuto un passato coloniale più accentuato, noi ci troviamo seconde generazioni, soprattutto islamiche, dove non c'è un clero verticale ma orizzontale, che fanno fatica a fare richieste formali e andare oltre la protesta sterile, o magari non gli interessa nemmeno. Il mio problema, lo ripeto, sono quei cittadini italiani che di fronte a un simbolo che non crea nessun problema a chi lo vede in classe, a chi lo vede in aula di tribunale, a chi lo vede in Parlamento, perché noi in Parlamento facciamo il presepe a Natale, ho avuto modo di vederlo quest'anno per la prima volta, era lì presente, e io non credo che se ci fosse un deputato eletto di fede musulmana si dovrebbe sentire offeso da quel presepe. La mia domanda è: abbiamo un problema con le nostre radici di fede cattolica cristiana italiana, o evidentemente abbiamo un'altra concezione del mondo? E io ho paura, lo dico senza timore di complottismi, che ci siano 2 visioni del mondo, una visione globalista, mondialista, che ci vuole un po' tutti i consumatori uguali, atei, in cui tutto possa essere mischiato con tutto, e chi la vede in un'altra maniera. Onestamente, credo che i cittadini italiani ancora una volta siano molto più vicini a questa nostra visione, e che nel palazzo e nel ministro Fioramonti si fidino poco, l'abbiamo votato in pochi e non lo voteranno più. Però, vabbè, insomma, questo è il tempo. Allora, noi abbiamo fatto, guardi, io devo prendere la rivocazione di Lepanto, non domenica questa, la precedente, con tutte le divise, gli spari a salve in piazza, le campane, via dicendo, l'alzabandiera, eccetera. Io devo dire che ho trovato tutte le persone spagnoli, Verona è città turistica al massimo, solo 2 cinesi li ho visti un po' smarriti, devo dire la verità, ma è normale, insomma, almeno. Ma tutti erano favorevoli, qualunque fosse la provenienza. Francamente, veramente, questa elite liberal massonica, con questa sua ideologia, veramente ha stufato tutti. Vediamo se c'è una telefonata rapidissima, e se no, no. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno signora. Sono Nadia da Treviso, buongiorno. Buongiorno Nadia. Niente, io sono d'accordissimo con le precedenti telefonate e non mi ripeto. Sono d'accordo veramente. Volevo dire, ma il ministro della scuola dovrebbe essere il ministro dei nostri figli, insegnamento di problematiche delle scuole, quando che manca gli alunni devono portarsi la carta igienica nelle scuole. Vi sembra giusto questo problema? Pensano per il crocifisso è sempre esistito e deve rimanere dov'era, non si deve togliere le nostre usanze. Grazie.
Signora, grazie, arrivederci. Grazie, almeno da 2000 anni sembra sempre esistito, lo so, da 2000 anni. Quello che non è sempre esistito è la scuola pubblica, se la sciogliamo secondo me è un bene. Ma no, ma come no? Ma no, perché ma no, alla ma fine no. serve a pagare stipendi a insegnanti o persone, presidi, eccetera, che la vedono in maniera totalmente diversa. Lei non è informato, a pagare gli insegnanti saranno le merendine e le bevande analcoliche. Gregnani, io parto da un presupposto, cioè che la prima responsabilità educativa sui figli ce le hanno i genitori. Certo. Allora, i genitori si attrezzino, visto che ormai è uno scatafascio la scuola pubblica ed è un disastro, anche perché gli insegnano il gender, gli insegnano l'ecologismo folle, gli insegnano l'evoluzionismo, gli insegnano la storia fasulla. Cioè dice che Darwin non è esistito, non esiste il concetto Darwin è esistito, di ma le balle di Darwin non esistono. Ma allora, visto che insegnano tutte queste balle qua, perché i genitori, e visto che tra l'altro l'ordinamento attuale giacobino impone l'obbligo scolastico, cioè tu hai l'obbligo di portare i bambini in modo tale alla scuola, in maniera tale che quelli poi te li rovinano. No, sarebbe buona cosa, l'istruttore personale. Il precettorato, per esempio, perché è una cosa bellissima del passato, quando appunto o si facevano le scuole parrocchiali per le classi elementari, oppure si evocava la figura del precettore, che anche più famiglie possono mettere assieme, e personalizzi l'istruzione, perché così segui la persona a casa sua, senza quindi pericoli anche di contaminazione con soggetti, bulli vari, eccetera, e lo istradi secondo quelle che sono le sue propensioni. Più vai così, ma non si può dire perché... lei la cosa può dire la sua opinione, però capisce che... Siamo nel sistema cattivo, e certo. No, ma non può dire che quello che viene insegnato nelle scuole sia una cosa sbagliata. Ma io sono figlio di insegnanti, se lo dico, e i miei erano anche bravi come insegnanti, se lo dico è perché ormai il dato è sotto ogni evidenza, no? Cioè è chiaro, la scuola pubblica è nata, cari signori, soltanto per rovinare le persone, cioè per fare diventare risorgimentali, giacobini, eccetera. Perciò toglierli e riprendersi il ruolo educativo che i genitori hanno, se volete preservare i vostri figli. Se no avremo gli animaletti atei che vediamo fuori. Vabbè, non ci sono animaletti atei, ci sono diverse posizioni, diversi punti di vista, ed è importante che ci siano, perché nel confronto avviene anche l'approccio democratico. Dica a Fioramonti che invece rimetta la geografia, perché abbiamo problemi là, anche con i politici. No, però Fioramonti una cosa ha ragione, togliere il ritratto di Mattarella, quello non sarebbe male effettivamente, noi diciamo il suo aveva ragione. Allora, gli dica anche che è interessante che i ragazzi imparino la geografia, perché spesso non si sa. Noi vogliamo dire solo una cosa, Fioramonti, durante la cerimonia della campanella, quando si passa da un ministro all'altro il più breve tempo possibile, per questo approfitto, il 19 tutti a Roma, il sabato, andiamo in piazza per mandare a casa questo governo di poltronari. Pare che venga pure il Cavaliere. No, verrà. Non si sa. Allora, io ringrazio tutti coloro che hanno chiamato, hanno espresso la loro opinione, chi ci guarderà in replica. Ringrazio davvero molto. Grazie. Maurizio Rogero, cattolico tradizionalista. Ringrazio davvero molto Alex Bazzaro, deputato della Lega. Non ringrazio Lisa Corteggiani Carpinelli dell'Unione degli Atei e degli Agnostici e Razionalisti di Padova, perché che l'angelo custode c'è tempo lontano. L'educazione ha sempre un valore molto importante. Come il crocifisso. Noi torniamo domani, arrivederci.